Ci troviamo a Vado Ligure, siamo all'interno del cantiere del progetto 708 che realizza la viabilità di collegamento tra l'Aurelia bis, via La Costa e le attività commerciali. In questa zona nei mesi precedenti sono state realizzate alcune lavorazioni. Abbiamo demolito un edificio interferente, abbiamo fatto gli spostamenti dei sottoservizi. In questo momento la lavorazione riguarda la costruzione di due vasche impermeabili, sono delle piazzole di stoccaggio. Qui verrà posato del terreno e che subirà poi in cumulo delle analisi in maniera tale da portarlo poi nelle discariche più opportune. Queste vasche sono realizzate con una membrana in HPDE spessa 2 mm con caratteristiche meccaniche e chimiche molto robuste, protetta dal geotessuto, che è la parte bianca che vedete, e poi protetta ancora da materiale arido. Non appena sono finite queste vasche, e parliamo di lavorazioni che dureranno circa una settimana, riprenderanno gli scavi. Gli scavi saranno dapprima alle mie spalle, dove verranno poi realizzati i micropali, e successivamente nella zona di fronte, dove verrà realizzata la prima parte della viabilità.